A San Vero Milis la festa per i 4 anni della Repubblica di Maluento. I ministri di Dodore Meloni assicurano la battaglia indipendentista prosegue. Un video per il leader in ospedale. I fedelissimi di Dodore Meloni si sono ritrovati nella marina di San Vero Milis per celebrare i 4 anni della Repubblica di Maluento. Per noi c'era Marco Lai. Auguro ai partecipanti di festeggiare con forza e allegria la ricorrenza del nostro 4° anniversario della fondazione della Repubblica Maluentina e che entro pochi anni potremo festeggiare con tutto il popolo sardo il 1° anniversario della neonata Repubblica Sarda, sempre in antisi vos indipendenza. Le parole di Dodore Meloni riportate da Alessandra Meli, uno dei suoi ministri, per dare il via libera alla festa per i 4 anni dalla proclamazione della Repubblica di Maluento, una festa in tono minore con qualche defezione, vista l'assenza del leader indipendentista, gli arresti ormai da una settimana, sotto trattamento in ospedale dove prosegue lo sciopero della fame e della sete. I suoi fedelissimi proseguono invece la sua battaglia e gli hanno dedicato un video che ricorda questi 4 anni di lotta. Quattro anni fa sbarcavamo a Maluento e siamo ancora qua, sempre più determinati ad arrivare all'indipendenza. Siamo con Dodore, lui anche se non è fisicamente è comunque qua con noi. Che lettura avete dato di quello che è successo in questi giorni? Ma è esattamente un copione di quello che è successo negli anni '80. Si parla di indipendenza e tac, prendono e ci colpiscono dando la prigione a qualche militante nostro. Presenti alla festa militanti e simpatizzanti del movimento e alcuni parenti di Meloni, la figlia Francesca e il fratello Antonio. È abbastanza in ottime condizioni, ma mangiare assolutamente non mangia, bere non beve, quindi bisogna vedere cosa decide lui.